cambiato il senso della partita. No, fino a quel momento lì mi sembra che il Milan avesse fatto oggettivamente poco per meritare anche il pareggio. Ha avuto diverse occasioni per il 2-0, poi dopo però con una grande squadra succede anche di questo, bisogna accettare, insomma, no? Però comunque rimane una grande prestazione. Mi pare un errore anche del portiere, insomma. Sì, un errore collettivo, perché è nato dal calcio d'angolo, preso in contropiede, il tiro non era irresistibile, però d'altronde poi dopo si gioca sempre in 11, per cui nel contesto io credo che rimane una prestazione di altissimo livello sulla quale bisogna ripartire. Mi pare che la squadra a questi livelli qua dimostri di essere competitiva, perché non è poco. Però ci manca sempre, forse siamo noi che pretendiamo troppo, per l'amor di Dio. Però quando andiamo a fare quelle partite lì, la Juve, col Milan, giochiamo quasi meglio. Sì. Torino secondo tempo meglio della Juve, decisamente, oggi per 78 minuti anche, poi però perdiamo. Questo significa che ci manca qualcosa. Manca cinismo, chiaro, perché abbiamo avuto le occasioni per... Stiamo diciamo così, competendo ad altissimo livello, per cui poi a questo livello qua le differenze tra noi, credo che la cosa importante sia che le differenze tra noi, queste grandissime squadre, è veramente minima, per cui è una cosa importante. È chiaro, ci manca ancora quella capacità di vincere queste gare con le prime della classe, che altrimenti ci porrebbero in condizione veramente di lottare per obiettivi di assoluto rilievo, e per cui dobbiamo effettivamente prendere atto che da questo punto di vista qua qualcosetta ci manca. Poi ci sta, no? La Coppa d'Africa ha lasciato il segno in Benassia, adesso speriamo che non lo lasci tanto negli altri. Ma è normale, ma infatti la Coppa d'Africa, come sempre, è una manifestazione particolare, come d'altronde tutte le competizioni di club, no? Le competizioni delle nazionali, anche quando i ragazzi tornano da un mondiale o da un europeo c'è sempre un periodo, e qua non hanno neanche il tempo di staccare la spina, per cui è normale che lasci qualche scorta. Senta Presidente, questa è una sua opinione sul fatto di giocare a Udine a meno 6 gradi in inverno, è una cosa che non ha senso. Però comunque il campionato in Italia non è che viene sospeso durante l'inverno, per cui poi dopo capitano anche giornate come questa, è giusto evitare le notturne, le 6 del pomeriggio già è un'ora limite, no? Uno chiaramente dovrebbe evitare di giocare tardi, sarebbe preferibile giocare a mezzogiorno o alle 3, però poi c'è un calendario, c'è televisioni, no? Sì, però per dire la verità mi sembra abbastanza normale, si gioca anche nel nord Europa, perché mi pare che in contemporanea con la nostra si possono partire giocando in Inghilterra, esatto, per cui poi dopo non bisogna neanche esagerare adesso, quando si gioca in tutta Europa si può giocare anche. Ormai sono gli impianti. È vero, sì, gli impianti sicuramente aiutano, anche se il freddo è il freddo, non è che gli impianti siano riscaldati, per cui oggi a Udine sinceramente il terreno di gioco mi pare che fosse in ottime condizioni, noi abbiamo dei teloni speciali che lo mantengono comunque a temperature che evitano il ghiaccio, e per cui si è potuto giocare in condizioni io credo normali. Poi il freddo chiaramente se giochi non si neutralizza a gennaio, questo, per cui non mi sembrano siano delle condizioni estreme giocando in gennaio. Il campionato a 18 squadre invece potrebbe essere una proposta seria? Sì, una proposta come altre, probabilmente poi se anche partendo ad agosto come partono altri campionati si può sopperire al fatto che magari, perché anche gli altri campionati sono a 20 squadre, ssolo che partono il 15-18 di agosto. La Premier parte. C'è qualcuno che gioca a Natale, magari ci sono altre soluzioni oltre le 18 squadre, perché ripeto tutti gli altri grandi campionati europei sono a 20 squadre. L'obiettivo adesso vostro qual è? L'obiettivo nostro è quello di stare attaccati quanto più possibile a quel gruppo, stare lì e competere fino alla fine. E indubbiamente all'interno di questo gruppo qua è un onore starci e dobbiamo tentare di arrivare più in alto possibile, ma come abbiamo detto a questo punto raggiunta con largo anticipo la salvezza, adesso quello che è importante è di continuare con prestazioni e portando a casa i punti. Chiaramente le due gare con la Juventus e col Milan sono gare di altissimo livello, li abbiamo giocati praticamente alla pari nonostante non avessimo a disposizione tutti i nostri migliori effettivi,
per cui possiamo essere soddisfatti della prestazione, non del risultato, ma sulla prestazione. Manca quindi qualcosina Cosa in più manca? per gestire, Mentalità, poi è giocatori, difficile da capire poi. Sono cose che poi Episodi? dopo, ma sì, adesso è così, poi oggi magari su un episodio abbiamo perso la gara, io credo che anche nell'arco di 2 campionati dove siamo rimasti al vertice ci può essere anche un momento magari di minor brillantezza e se questo coincide con il contrasto di questo livello qua puoi anche perdere. Perdere col Milan ci sta, la prestazione è stata di altissimo livello, ci condanna un episodio, non possiamo essere contenti, però le basi per continuare su questi livelli ci sono, per cui dobbiamo essere ottimisti, perché ritengo che la squadra, adesso con il rientro anche degli africani e avendo completato la rosa, purtroppo mi auguro che l'infortunio di Isla non sia grave perché quello ci permette, adesso poi devo fare gli accertamenti perché Isla oggi è stato forse il migliore in campo, però comunque ci sono quando è uscito. Sono giocatori importanti, no? Giocatori importanti. Comunque dobbiamo essere, io penso che la gara stia lavorando, adesso tra l'altro l'allenatore ormai è dopo 1 anno e mezzo di lavoro, si vede che la squadra risponde anche a quello che è il credo dell'allenatore, c'è un grande affiatamento in questo gruppo e sono state anche trovate varie soluzioni tattiche, mi sembra che ci siano degli elementi molto positivi e ancora il campionato è ancora lungo, ha tante gare e noi insomma siamo lì competitivi, lottiamo sicuramente per E la Coppa di giovedì a sto punto che importanza può? Importanza massima, perché comunque sono tutte competizioni che giunti a questo punto sono opportunità che dobbiamo saper cogliere, poi sempre. Sono sempre gare difficili, quando arrivi a questi livelli qua nessun avversario è semplice, però è un'altra opportunità di rifarci. Speriamo di arrivare al massimo. Facendo una battuta, non vorremmo che l'Udinese fosse l'unica squadra che gioca tutte e 2 le partite in trasferta, visto che sono annunciati 5.000 greci e che avete venduto 4, dai, 4.000. Però è così, questo che non dipende da noi, non è che possiamo escludere poi dopo l'entrata ai tifosi ospiti. No, non è che... La risposta è vero che la Coppa in Italia viene vissuta in maniera diversa e questo è un peccato perché a me personalmente le partite di Coppa sono quelle che mi danno un'emozione particolare, però poi dopo mi auguro che col tempo anche questa tendenza È un problema di formula anche qua, sarebbe giusto premiare magari chi vince la Coppa Italia mandandolo in Coppa Campioni. Ma non c'entra niente perché per la verità per una società come la nostra, per un pubblico, io credo che la Europa Coppa League, UEFA, però dico Coppa in generale. Dell'appeal che a me c'è, sinceramente no? al di là del fatto dell'appeal che possa avere la competizione in sé, a questo livello comunque siamo a massimi livelli di competizione, per cui a me personalmente la partita di giovedì interessa, come tifoso verrei a vederla. Il calcio poi non è solo il Manchester United, no? Se no ci sono altre gare e per l'Udinese fare una partita di questo livello qua è una partita importante che meriterebbe così, ma proprio di godersela, perché poi dopo, siccome questi sono livelli molto alti, non è normale per l'Udinese rimanere su questi livelli qua e per cui io credo che sia il momento anche di godersi, visto che la Coppa rispetto al campionato ti permette anche di un ambiente più, è il premio per il campionato che hai fatto, uno se lo dovrebbe godere di più. Questo è, poi adesso andrò a freddo.